Signor Presidente, di fronte alla drammatica situazione del settore agropastorale in Sardegna direi che non è più tempo di rinvii e ancor meno la Regione Sardegna può ignorare la disperazione e la solitudine cui ha condannato migliaia di famiglie sarde che con l'indebitamento vivono un dramma senza precedenti. La RAS, la Regione Autonoma della Sardegna, deve adottare misure concrete, urgenti e straordinarie per salvare tutto il settore agroalimentare agropastorale sardo. La dichiarazione dello stato di crisi socio-economico per le nostre economie tradizionali è la via più percorribile e naturale per salvare le aziende dal fallimento. La Regione Sardegna deve uscire dallo stato comatoso e di assoggettamento e imporre con forza il suo potere contrattuale allo Stato italiano, noncurante del dramma che si sta consumando, anche alla luce questo del fallimento dell'industria qui in Sardegna. Ci vogliono interventi e misure adeguati alle esigenze locali, sia per l'emergenza che per il futuro. Poi, per quanto riguarda la legge 44, è necessaria l'istituzione di una commissione d'inchiesta che si occupi dell'illegittimità nell'applicazione dei contratti stipulati in virtù della legge, secondo cui bisogna trovare soluzioni per uscire dai problemi indotti dalla dichiarazione di illegittimità da parte della Commissione europea della legge 44/88, che salvino sia le aziende che resistono alla vendita all'asta, sia quelle che hanno già venduto le proprietà o parti di esse. Di fronte al fallimento e comunque al rischio di fallimento delle nostre aziende, dovuto a una legge regionale stravolta e resa illegittima, sono necessarie forme di rimborsi e compensazioni per i danni subiti. Presidente, c'è un po' di... però è possibile, grazie. La ricontrattazione finanziaria che sostituisca il sistema bancario che con le connivenze politiche è responsabile di questo Stato. È necessaria la rateazione del debito e il blocco di tutte le esecuzioni che danneggiano non solo le singole aziende, ma tutto il sistema socio-economico, ambientale e territoriale della Sardegna. In nome della sovranità alimentare sarda chiediamo pure misure che tutelino il lavoro, il reddito ai produttori e i costi ai consumatori, oltre alla qualità ovviamente, contro la grande distribuzione e la speculazione, in difesa dei prodotti sardi di qualità, frutto della nostra terra. Dobbiamo opporci all'introduzione di prodotti agroalimentari non certificati e di origine dubbia importati in Sardegna, violando ed eludendo le leggi che regolano la filiera. Dobbiamo opporci a questa globalizzazione gestita dalle multinazionali che ha investito le nostre produzioni. Quindi abbiamo necessità di un piano strategico per lo sviluppo delle nostre attività tradizionali. È significativo, e se ne è parlato in diversi interventi, il fatto che a tutt'oggi non si è arrivati ad alcuna conclusione con il prezzo del latte, affamando i nostri pastori, per cui noi dobbiamo pretendere, Assessore, pari diritti e pari dignità con le altre regioni, visto che nel resto d'Italia i privilegi riservati a questi settori sono ben altri rispetto a quelli per i sardi. Quindi dobbiamo riflettere sull'ingiustificato ritardo nel pagamento delle misure previste dallo stesso piano di sviluppo rurale, così come dobbiamo riflettere sulle politiche del governo italiano tese a tagliare ingenti risorse destinate all'agricoltura e addirittura alla soppressione del Fondo di solidarietà. Il governo italiano, con le sue politiche, sta decretando il fallimento delle nostre economie e la desertificazione del nostro territorio con la complicità della nostra regione. Sono i pastori, gli agricoltori, i disoccupati che urlano «Cadocca da Zindiscidai», Assessore, lei il sardo lo parla, penso sia sardo. E fare attenzione a quello che sceglie il governo italiano per la Sardegna, oltre a quello che dovrebbe fare e che non fa.
non basta dichiarare che noi sardi siamo il male reale della Sardegna. Grazie.